Benvenuti, oggi è domenica 3 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 17:00. La luna si leva alle 8:22 e cala alle 17:51. Oggi si celebra Santa Silvia. Il nome Silvia ha origine latina e significa abitante del bosco. Oggi 3 novembre si celebra la giornata internazionale delle riserve della biosfera. Si tratta dei luoghi in cui la natura e l'uomo convivono in armonia e rappresentano un impegno concreto per preservare la biodiversità, promuovere lo sviluppo sostenibile e connettere le persone con l'ambiente naturale. Questa celebrazione, proclamata dall'UNESCO, rappresenta un invito a prendere consapevolezza sugli equilibri terrestri e marini per vivere nel pieno rispetto della natura e degli organismi viventi. Sono 60 le candeline per la giornalista Cristina Parodi, volto storico del TG5 di Mediaset. Per la stessa rete ha condotto per 9 stagioni il rotocalco Verissimo. È sposata con Giorgio Gori, produttore televisivo e sindaco di Bergamo. Festeggia 86 anni il regista e sceneggiatore Pupi Avati. Grande appassionato di musica jazz, ispirato dalla visione del film 8 e mezzo di Fellini, decide di intraprendere la via del cinema. A partire dagli anni 80 Avati dirige più di 30 film. Tra gli altri ricordiamo Una gita scolastica, Storia di ragazzi e di ragazze e Regalo di Natale. Infine auguri ad Anna Wintour, la storica direttrice di Vogue compie 75 anni. Inizia a lavorare a Londra prima di trasferirsi a New York nella redazione della rivista di moda Harper's Bazaar. La svolta arriva quando viene chiamata sulla poltrona più importante di Vogue America, riuscendo con le sue scelte editoriali a rivoluzionare l'estetica della moda presso il pubblico. A lei sarebbe ispirata la figura della tirannica Miranda Priestly, direttrice della rivista Runway, nel romanzo Il diavolo veste Prada e nell'omonimo film. È il 3 novembre del 1914. Per limitare i disagi delle donne senza rinunciare alla bellezza femminile, la ricca ereditiera newyorkese Mary Phelps Jacobs, 19enne, attivista per la pace, brevetta il primo modello di reggiseno della storia. Ma cosa si intende per deformazioni dello spazio-tempo? Nel 1919 è stata osservata una vera e propria deviazione della luce dall'astronomo Arthur Eddington durante un'eclissi solare. Il Sole infatti è in grado di deviare leggermente la luce che arriva dalle stelle vicine. Possiamo immaginare i raggi come delle corde che, anziché essere tirate per bene, risultano appunto leggermente deformate, dando vita ad una deformazione dello spazio-tempo. Buona domenica ai 12, una domenica che si apre con una notizia astrologica importante. Mercurio arriva in Sagittario ed ecco il nostro brillante Mercurio comunicativo trasformarsi in un vero e proprio esploratore allegro, baldanzoso e positivista. Vediamo cosa succede alla comunicazione nello zodiaco Ariete. Ebbene, Mercurio finalmente di Trigono, potete ricominciare a comunicare serenamente e con grandi risultati ed è proprio arrivato nel periodo giusto, proprio perché vi serviva di nuovo ritrattare e ricontrattare alcune cose al lavoro e farvi di nuovo sentire. Toro, finalmente Mercurio esce dall'opposizione, quindi non avrete più problemi di comunicazione, anche se Urano ancora in opposizione, ma tra qualche giorno finalmente potete essere sereni e di dire la vostra. Gemelli, il vostro pianeta Mercurio è protagonista della giornata e si sposta in Sagittario, quindi in opposizione. Non è proprio il migliore degli aspetti che potrebbe formare il vostro alleato numero 1,
ma sicuramente il nervosismo del pianeta vi spinge a dire qualcosa che non avete detto, avete tenuto dentro un po' troppo a lungo. Cancro, Mercurio esce dal trigono, quindi diminuisce un poco la disposizione planetaria nei confronti dei segni d'acqua e privilegerà più quelli di fuoco in termini comunicativi. Ciò non di meno è stata una settimana talmente intensa e forte che tutto quello che c'era da dire l'avete detto. Ora aspettiamo i risvolti. Leone, finalmente Mercurio torna a essere comunicativo, brillante, assolutamente vostro alleato. Si torna di nuovo a parlare d'amore, visto che tra poco incontrerà Venere, ma sicuramente nella comunicazione e nel lavoro avrete di nuovo un alleato in più. Vergine, Mercurio è uno dei vostri pianeti e si sposta in Sagittario, quindi segni di quadratura per voi, che rappresenta il blocco, il che significa che Mercurio adesso si dovrà tacere un po', onde evitare una serie di disturbi comunicativi non proprio congeniali in questa fase talmente delicata in cui il lavoro e gli accordi hanno un peso assolutamente notevole, per cui rilassatevi e cercate di dire il meno possibile, il resto si vedrà. Bilancia, Mercurio torna amico e finalmente dinamizza proprio la vostra terza casa ideale, quella della comunicazione sociale e socievole, quindi tornate in pista con una nuova dialettica, con una voglia di socializzare che vi proporrà tra l'altro tanti incontri importanti. Scorpione, Mercurio esce dai vostri gradi e finalmente avrete modo di constatare se tutti gli accordi presi e tutto quello che avete portato avanti in termini di relazione e di comunicazione è veramente quello che vi aspettavate. Complimenti e arriveranno delle buone notizie, voi però aspettatele con assoluta serenità. Sagittario, Mercurio entra nei vostri gradi portando con sé un po' di energia marziana, un po' di quella nettuniana con due stupendi trigoni e c'è Venere pronto ad aspettarlo. Ebbene, inizia per voi una fase comunicativa del tutto nuova, finalmente si rinsaltano gli affetti e si comunica di nuovo in maniera amorevole. Buone notizie da tutte le parti e oggi sarà bellissimo passare una giornata con tanti amici. Capricorno, un Mercurio che si fa molto intuitivo questo per voi, perché entra in un'area zodiacale che a voi muove tutto quello che è inconscio, quindi emozioni e sensazioni saranno assolutamente dalla vostra parte. Ascoltate bene e non fatevi sfuggire nessun particolare, ogni cosa sotto questo transito sarà importante. Acquario, Mercurio ridiventa amico e finalmente passa questo periodo in cui alcune difficoltà comunicative hanno reso il lavoro con i colleghi un pochino nervoso. Adesso finalmente potrete rilassarvi e soprattutto riprendere le comunicazioni con la vostra area preferita, ovvero gli amici. Chiamatevene quanto più possibile e riprendete un po' le attività sociali. Pesci, Mercurio entra in quadratura, quindi oggi attenzione un po' alle parole. Voi pesci tra l'altro siete bravissimi a parlare con i sentimenti e le emozioni, quindi fate parlare quelli e soprattutto sottraetevi a discorsi che proprio vi annoiano, non vi riguardano o sono malevoli. Non è la vostra storia, insomma. Il 3 novembre del 1978 si presenta per la prima volta al pubblico televisivo americano Arnold Jackson, protagonista della sitcom Diff'rent Strokes, che in Italia sarà trasmessa 2 anni più tardi, inizialmente col titolo Harlem contro Manhattan e quindi con Il mio amico Arnold. Rimarranno impresse nella memoria alcune mitiche battute di Arnold, su tutte "Che cavolo stai dicendo Willis?", rivolta al fratello. Se qualcuno o qualcosa è importante o famoso, rilevante in un determinato contesto e influente, in inglese si utilizza l'espressione someone of note, traducibile letteralmente con qualcuno degno di nota. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Il matto del giorno è lo psicoanalista austriaco Wilhelm Reich. La sua teoria dell'orgone, l'energia cosmica che permea tutto lo spazio e fluisce nella materia vivente, il cui blocco sarebbe responsabile di diverse malattie, non fu accettata dalla comunità scientifica e gliene venne proibita l'applicazione terapeutica. Processato per aver ignorato il divieto, nel 1957 fu condannato a 2 anni di reclusione e morì in carcere. Negli ultimi anni soffrì di manie di persecuzione e sostenne di aver avuto esperienza diretta della presenza di extraterrestri. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sono le onde a impedire che i mari siano semplicemente delle enormi pozzanghere. Grazie per essere stati con noi anche oggi e vi rinnovo l'appuntamento per domani. Buona domenica dalla vostra Martina.